Coach Ale Bertolucci, nonostante l'assenza pesante di Capitan Scucato, Bassano ha compiuto la sua missione, non c'è nulla di scontato in queste gare, ha saputo domare il Viareggio, squadra assolutamente ostica e scorbutica, sicuramente per tre quarti di gara poteva essere più efficace e performante sotto rete, poi alla fine ha raddrizzato, però è una squadra che sa essere concreta, cioè sa agguantare la pagnotta, adesso è la cosa che ti interessa di più. Sì, faccio complimenti ai ragazzi perché non era una partita scontata assolutamente. Il Viareggio è una squadra, come avevo detto già nei giorni precedenti, era una squadra tecnica, è una squadra che sa il fatto suo. Cupisti, al di là di essere un amico, lo reputo un grande allenatore, quindi avevano le carte per venire qua e batterci. È una squadra che ha dato noia a tutti, ha perso di 1 col Trissino immeritatamente. Ha vinto, ha fatto un bel risultato a Grosseto e no, è stata una partita difficile. È chiaro che poi dopo, analizzandola, il primo tempo abbiamo avuto un sacco di occasioni e abbiamo un po' quel difetto lì di faticare a mettere la palla in porta. E dispiace perché il primo tempo poteva finire un pochino più tranquillo, poi per gestire poi anche il secondo tempo. Cadiamo un po' sempre in piccoli errori che poi ci costano cari e fortunatamente ora abbiamo una struttura soprattutto mentale per reggere poi anche qualcosa che sbagliamo, poi recuperiamo subito, come è successo a Monza, come è successo stasera, e sono contento perché il quarto posto è un risultato inatteso in questi tempi, sì. Si aspettava più tardi. Sì, un pochino, diciamo così, essere onesti, un pochino inaspettato, è chiaro da allenatore no, ok, però abbiamo fatto veramente una bella crescita e non abbiamo mai quasi giocato al completo, se non che 2 o 3 partite sole, poi sempre problemi, e pian piano dai, troviamo la quadra e speriamo insomma di continuare questa crescita che abbiamo, tecnica e soprattutto caratteriale. Questa squadra ha un tratto distintivo che è l'aggressività, l'intensità difensiva, fa valere la sua fisicità e il pressing alto in ogni zona del campo piace molto. Questo è l'aspetto positivo e poi mi dici se sei d'accordo. E l'altro aspetto, bisogna andare ogni tanto dei singoli. Personalmente sono felice per Barbieri, per il gol, ha trovato gol e condizione, per Tambo che se lo meritava, si era sbattuto tantissimo e sappiamo quanto un attaccante, tu lo sei stato, ha bisogno del gol, e per Mattia Verona sul quale c'erano delle perplessità a inizio stagione, sta lievitando di partita in partita con interventi decisivi. Sì, hai azzeccato e pian piano riusciamo a mettere tutti all'interno di una crescita. Succederà poi anche a Mattia Baggio senza nessun tipo di problema. È chiaro che la maniera che ho io di allenare e di pretendere un certo tipo di gioco è difficile e complicato, necessita di tanta forza fisica e di tanta forza mentale. Pian piano stiamo mettendo tutti dentro e stiamo prendendo un'identità. Sono contento chiaramente per i singoli perché poi abbiamo anche un grosso rapporto umano durante la settimana, poi io la domenica divento un po' magari cattivo sotto certi aspetti, ma i ragazzi mi conoscono e quindi dai, guardiamo avanti e andiamo avanti e cerchiamo insomma di continuare a crescere.